Dunque, aspetti, scusi. la tragedia è che la Costituzione pare, io non sono un costituzionalista, dica che viceversa l'individuo dispone del suo essere, può decidere. Allora voi capite quale conflitto, io credo giuridico, si crei fra una norma costituzionale e un codice penale. Io non vorrei raccontare degli episodi, ma io come medico ho avuto rapporti con la procura di segno diametralmente opposto in funzione che uno si rifaceva al codice penale o a principi costituzionali. Allora ditemi voi quale può essere il giudizio del cittadino che vede la norma interpretata in maniera assolutamente diversa da chi dovrebbe garantire la norma. Russello, vuole aggiungere una cosa, poi risentiamo Paolo Ravasini e poi torniamo a Udine. Il professore ha assolutamente azzeccato quello che è il punto centrale di tutto. Poi mi permetta, non mi risulta però che il suicidio sia reato, tanto che chi tenta il suicidio non viene perseguito. Questo attiene proprio a quello che diceva lei, cioè chi tenta il suicidio non viene accusato di qualcosa, ma viene affidato eventualmente alle strutture sociosanitarie per un recupero. In questo senso chi prova a suicidarsi dispone del suo corpo e non viene punito in nessun modo dal sistema penale. Quindi da questo punto di vista invece secondo me il sistema penale italiano è assolutamente prevede che uno possa disporre del suo corpo. Allora volevo lanciare il contributo numero 2. La legge dice questo però, chi tenta il suicidio non viene punito. Il suicidio non lo so, ma certamente non lo punisce più neanche la Chiesa il suicidio. Allora volevo sentire ancora Paolo Ravasin, però con il terzo contributo. È il garante della Ma salute l'omicidio del consenziente del sì, cittadino. perché un esterno uccide chi lo vuole, ma il suicidio, cioè se io decido di suicidarmi non sono punito, a parte che muoio, ma se io tento il suicidio il codice penale non prevede che io sia punito. Allora Russello, andiamo a sentire non il contributo numero 2 di Paolo Ravasìn, che comunque evidenziava, sottolineava la necessità di una legge appunto per regolare il fine vita, ma sentiamo quella parte in cui dice praticamente se avessi saputo che poi mi sarei trovato in questa condizione non avrei detto sì a questa macchina. Sentiamolo. Luana è stata tenuta in vita a 17 anni in più, perché il Signore l'aveva chiamata 17 anni fa, e la stessa cosa vale per me e per tanti malati. Io senza questa macchina che mi aiuta a respirare sarei morto 4 anni e qualche mese fa, e se sapevo che mi aspettava nei momenti difficili così non avrei mai accettato. Professor Geron, che dire? Poi torniamo a Udine. E qui torno a quello che ho detto prima, e cioè la vita umana può essere vissuta nel pieno possesso delle proprie facoltà, ovvero in condizioni di grave disabilità. Se compete all'organismo vivente decidere del proprio corpo, uno, io credo, possa anche decidere in queste condizioni io non ci sto, non accetto di vivere. A questo punto però io credo che uno Stato serio attiva un'istituzione che esisteva un tempo, e cioè attiva un meccanismo che ci sia chi somministra a chi la desidera la morte, che non chieda al medico di